Bene, grazie, molte grazie anche per questa bella introduzione molto simpatica e anche molto personale, diciamo così, che ha toccato effettivamente alcuni momenti della mia crescita, della mia formazione in modo molto originale, quindi grazie. Ok, pronti a fare così. E quindi così e dovremmo esserci, no? Giusto, mi confermate che state vedendo la copertina della Sì, presentazione? benissimo. Ok, perfetto, grazie mille, scusate, ci sono sempre qualche piccolo dettaglio tecnico da sistemare, ma siamo stati anche abbastanza veloci. No, dicevo, molte grazie per questa bella presentazione, io sono molto lieto e anche molto onorato di chiudere questo primo ciclo di incontri su un tema così importante come quello del paesaggio, che tende a diventare un concetto sempre più vasto e sempre più presente all'interno del dibattito contemporaneo, includendo sempre più aspetti e sempre più significati. Quindi ritengo assolutamente cruciale cercare di fare una chiarezza attorno a questo concetto proprio attraverso incontri di questo tipo. In particolare poi se all'interno di questi incontri compaiono dei nomi e dei relatori così prestigiosi come quelli che mi hanno in un certo senso preceduto, a maggior ragione, diciamo, l'invito mi è stato molto gradito e appunto sono molto onorato di essere in questa sede. Io mi considero in qualche modo allievo di Luisa Bonesio, ho cominciato proprio il mio percorso di studio e di ricerca attorno ai temi del paesaggio a partire da un suo corso tenuto ormai tanti anni fa, proprio su questo argomento, sulla Convenzione Europea del Paesaggio, allora uscita da poco, e quindi appunto potete immaginare anche così l'emozione, il coinvolgimento che ho nel presentare questo mio contributo sul tema del paesaggio sonoro. Questo sarà appunto l'oggetto della riflessione di oggi. A conclusione di questo percorso che ci ha intrattenuto su alcuni aspetti del paesaggio, in particolare del paesaggio alpino, molto ben presentati, che hanno, io credo, messo in discussione e aperto molteplici spunti di riflessione, cercherò di concludere presentandovi una prospettiva forse un po' più inusuale, ma allo stesso modo estremamente interessante e io credo anche estremamente profonda e cruciale nella interpretazione e rappresentazione del paesaggio, che parte appunto da un approccio diverso rispetto a quello visivo che normalmente abbiamo per interpretare questo concetto e che affonda le sue radici invece nell'orizzonte sonoro. I concetti che abbiamo visto presentare appunto a Luisa Bonesio e al professor Salsa negli incontri prima di me si sono spinti appunto a una complessiva messa in discussione di questo concetto che, come dicevo, tende a essere sempre più onnipresente all'interno del dibattito sull'architettura, ma non solo, sulla geografia, sui luoghi, che da un lato appunto è in un certo senso un elemento positivo che estende la pertinenza di questo concetto, lo rende sempre più inclusivo, lo rende sempre così più ricco di suggestioni e di riferimenti, dall'altro lato senza dubbio ne confonde un po' la perimetrazione, gli orizzonti disciplinari, rende difficile capire effettivamente oggi cosa si intende con questo concetto. Se poi aggiungiamo in un certo senso all'interno del mondo in cui viviamo, dominato da una grande ricerca comunicativa, l'efficacia di questo suffisso, no? La parola scape, nel poter essere abbinato a una molteplicità di concetti, quindi dal landscape siamo passati alla proliferazione degli scape che oggi caratterizzano il dibattito, quindi dai mindscape agli urbanscape, agli smellscape, agli interiorscape e via dicendo, no? In un'estensione progressiva di questo, ecco che appunto diventa poi difficile perimetrare il concetto e comprenderlo nella sua profondità e nei suoi dettagli. Oggi allora cercherò di porre attenzione su uno di questi tanti e molteplici scape che danno forma e istruiscono la nozione di paesaggio, che è proprio quello appunto del soundscape. Io penso che gli incontri che si sono tenuti prima di me, che appunto come
dicevo, hanno molto bene problematizzato il tema del paesaggio, mettendone in luce le molteplici opportunità, ma anche le grandi criticità all'interno delle quali oggi si imbatte questa nozione, abbiano in un certo senso trovato un punto di convergenza all'interno di quello che è sicuramente il testo che ha più profondamente orientato la comprensione del paesaggio, almeno negli ultimi decenni, che è la Convenzione Europea del Paesaggio. Credo che tutti quanti la conosciate, siglata nel 2000, proposta dalla Comunità Europea, introduce non solo un nuovo orizzonte teorico e concettuale all'interno del quale comprendere e dare forma alla nozione di paesaggio, ma anche lo contestualizza all'interno di uno scenario normativo finalizzato alla sua tutela, alla sua promozione, alla sua valorizzazione. Quindi uno strumento imprescindibile che comincia significativamente con una definizione. Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni. In queste poche righe compaiono già numerosissimi gli elementi, come dire, critici che potrebbero essere meglio spiegati, meglio affrontati. E diciamo che c'è anche questo riferimento a questo elemento della percezione che passa così piuttosto velocemente, tende a essere in un certo senso dato per scontato, mentre invece dire che il paesaggio è una parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni apre un grandissimo punto di dibattito e di riflessione sul tema appunto della percezione. Capire cosa vuol dire percepire un paesaggio, cosa vuol dire percepire un luogo è certamente una di quelle domande che non trova facile risposta o che comunque necessita qualche riflessione. Da qui io vorrei partire proprio per approdare al concetto di paesaggio sonoro tra qualche minuto e infine concludere la mia presentazione mostrandovi qualche esempio, qualche esperienza pratica che spero possa essere istruttiva e anche in un certo senso illuminante rispetto a un certo tipo di approccio dei temi del paesaggio sonoro. Questa a grandi linee è quindi l'organizzazione della presentazione, scandita appunto attraverso questi tre momenti. Parlare di percezione del paesaggio significa immediatamente renderci conto del fatto che la nostra percezione è ben diversa da quella che potrebbe essere, diciamo così, la sensibilità di una macchina fotografica, non so come dire. Ogni volta che vediamo, che percepiamo, che ci relazioniamo con un luogo, con uno spazio o in generale con un sistema di oggetti, questi oggetti non ci appaiono come come fossero, diciamo così, una rappresentazione oggettiva, ma quello che riusciamo a rappresentare ha sempre un orientamento culturale, è sempre in un certo senso istruito da un orizzonte di senso entro il quale noi viviamo e dal quale noi non possiamo prescindere. Questa immagine io la trovo molto bella e anche molto significativa in questo senso perché ci permette proprio di notare come ciò che ci appare non è neutrale. All'interno di questa scena la nostra attenzione è sicuramente, o almeno diciamo così, nella maggior parte dei casi, catalizzata da un elemento che compare sulla scena e che viene da noi riconosciuto e caricato di un significato che lo separa da tutto il resto. Penso che abbiate notato infatti la presenza della tigre in basso a sinistra dell'immagine, no? Perché questo elemento cattura la nostra attenzione? Perché conferiamo un significato diverso a questo elemento rispetto a tutto il resto? Beh, evidentemente è proprio perché all'interno di questo oggetto tigre noi riconosciamo una configurazione di un sistema di significato, un orizzonte categoriale che le attribuisce un valore rispetto a un resto che invece non riusciamo in un certo senso a riconoscere. Se noi immaginiamo di essere, o magari se ci fosse all'ascolto un botanico, un biologo che si occupa, che ne so, dello studio delle felci, evidentemente in questo paesaggio, in questa foto, in questa immagine, riconoscerebbe dei sistemi di relazioni diversi e sarebbe evidentemente portato a conferire un significato diverso a questa immagine. Questo appunto per dire che
vediamo quello che riconosciamo, quello nei confronti del quale riusciamo a proiettare un sistema delle costruzioni di significato che ci appartengono. Questa è la prima considerazione relativa alla percezione, che non dobbiamo mai dimenticare, proprio per non cadere nel tranello di considerare il paesaggio come l'assolutizzazione di un momento all'interno della nostra esperienza di fronte al quale noi ci poniamo e che riusciamo a rappresentare e a raffigurare nella sua essenza. Questa possibilità non è fondamentalmente mai data. Ogni volta che noi ci relazioniamo con un paesaggio, ogni volta che lo percepiamo, noi siamo dentro di esso e lo percepiamo, in un certo senso, come noi stessi essenti parte di esso. La seconda considerazione che possiamo fare sul tema della percezione ci porta indietro di molti anni, ci porta lontano ai tempi di Aristotele, nel IV secolo a.C., quando all'inizio della metafisica Aristotele scrive che tutti gli uomini per natura tendono a sapere se ne è l'amore per le sensazioni. Gli uomini amano le sensazioni per se stesse e più di tutte, scrive Aristotele, amano la sensazione della vista. Poco più avanti noi preferiamo il vedere a tutte le altre sensazioni e il motivo sta nel fatto che la vista ci fa conoscere più di tutte le altre sensazioni e ci rende manifeste numerose differenze fra le cose. Questa affermazione di Aristotele, appunto scritta proprio nel momento, uno dei momenti fondativi della nostra cultura, se così vogliamo considerare la grande riflessione, la grande tradizione filosofica greca, ci rende evidente quello che è una sorta di pregiudizio percettivo che permea e che è la base della nostra cultura, appunto, fin dalle sue origini, un pregiudizio percettivo che porta a interpretare secondo un ordine ben specifico i nostri organi di senso, attribuendo di conseguenza una priorità assoluta alla vista rispetto alle altre sensazioni. Questa affermazione potrebbe essere argomentata attraverso un semplice esempio. Supponiamo di relazionarci con un qualsiasi oggetto che ci circonda, supponiamo un'automobile per esempio. Se immaginiamo di percepire l'automobile attraverso il canale uditivo, quindi sentendone il suono, è evidente che nel momento in cui sentiamo il suono dell'automobile siamo portati a interpretare questo suono come la conseguenza, come l'effetto prodotto da un oggetto reale, diciamo così, la macchina in se stessa, l'automobile che sta da qualche altra parte e che appunto, stando lì, produce un suono che noi possiamo percepire come un suo effetto. La stessa cosa potremmo dire dell'olfatto. Se sentissimo l'odore prodotto dall'automobile, questo odore sarebbe soltanto una determinazione secondaria di un oggetto realmente presente nel mondo che sta da un'altra parte. Potremmo dire lo stesso per il tatto, potremmo dire lo stesso per il gusto, se mai l'automobile si potesse in qualche modo assaggiare, mentre invece nel momento in cui percepiamo l'automobile con la vista, che è semplicemente uno dei tanti modi sensoriali che abbiamo di percepire l'automobile e dovrebbe essere equiparato a tutti gli altri, ecco che invece nel momento in cui vediamo l'immagine dell'automobile percepita attraverso la vista, quell'immagine diventa per noi l'automobile. Non è più il prodotto secondario di una causa che sta da qualche altra parte, ma l'immagine corrisponde immediatamente alla cosa. Come dico, è semplicemente un pregiudizio questo, non c'è nessuna evidenza. La prova acustica dell'automobile dovrebbe essere, almeno in teoria, esattamente uguale alla prova visiva dell'automobile. È evidente che queste due dimensioni assumono un significato ben diverso. Questo pregiudizio, appunto, percettivo opera quotidianamente all'interno del nostro linguaggio, all'interno del nostro modo di fare, all'interno delle nostre relazioni, producendo una serie di conseguenze che sono molto diffuse e molto comuni. È sempre curioso, è anche divertente cercare all'interno appunto delle nostre espressioni quotidiane in che modo questo pregiudizio opera. Se fossi convinto che qualcuno non mi stia ascoltando con attenzione, gli direi: guardami negli occhi, stai attento a quello che dico. Ecco, questo guardare negli occhi evidentemente è l'espressione del fatto che gli occhi rappresentano, perché guardandomi negli occhi il messaggio passa nella maggior parte dei casi attraverso la voce, attraverso un suono che viene emesso dalla nostra bocca. E quindi perché il guardare negli occhi? È proprio perché l'occhio rappresenta il centro del nostro essere in quanto soggetti
E proprio questo atto del guardare manifesta, ci sono molte altre espressioni che si potrebbero usare, gli occhi specchio dell'anima, oppure il fatto che andiamo a vedere un concetto, o che esprimiamo dei punti di vista, che esprimiamo delle prospettive. Ce ne sono davvero tanti, che appunto dimostrano come questo pregiudizio operi costantemente all'interno delle nostre relazioni e all'interno dei nostri orizzonti. Questo pregiudizio ci ha portato storicamente a interpretare la nostra percezione appunto come nell'immagine che vedete. Quindi esiste un soggetto, esiste un oggetto e l'oggetto viene rappresentato all'interno del soggetto. Una tipica atto percettivo è quello che viene qua descritto come io vedo un albero. Dunque esiste l'albero che ha il semplice ruolo di stare lì fermo, non fa fondamentalmente niente, mentre invece esiste un soggetto che ha delle facoltà sensibili, delle facoltà intellettuali che gli permettono di rappresentarlo nella mente. Ecco, se questa rappresentazione della percezione è già sbagliata di per sé, perché appunto ci sono molte esperienze, molte sensazioni, ci sono molte altre determinazioni che concorrono a determinare l'essere dell'albero, che non soltanto appunto come se noi fossimo delle macchine fotografiche, degli obiettivi della macchina fotografica che possiamo rappresentarcelo. Se già è sbagliata di per sé, questa descrizione della percezione è quanto mai sbagliata nella rappresentazione di un concetto così complesso come quello appunto del luogo, del paesaggio. Nella maggior parte dei casi la rappresentazione, la percezione del paesaggio è molto meglio spiegata da una descrizione di un atto percettivo come questo: io sono sotto un albero. Essere sotto un albero è un atto percettivo? Probabilmente no. Lo stare sotto un albero non è un atto percettivo, è qualche cosa di diverso, ma è evidente che nel momento in cui io sto sotto l'albero, io percepisco l'albero, ho una percezione dell'albero. A che cosa è dovuta? Al fatto che lo vedo? Può darsi, magari è anche visto, al fatto che mi ci appoggio, immaginando di essere questa persona seduta sotto di esso, anche il fatto che l'albero attiva una molteplicità di sensazioni e di elementi in me che passano attraverso appunto una dimensione, diciamo così, dello stare, del vivere, dell'abitare, dell'essere insieme nello stesso luogo. Supponiamo che sia una calda giornata d'estate e che appunto io sia molto infastidito dal caldo e mi metto sotto l'albero per avere un po' più di frescura, un po' più di ombra, ecco che percepisco l'albero attraverso questa forma di riparo, di protezione, di miglioramento climatico, che è in un certo senso l'esito dell'essere nel luogo insieme all'albero. Ecco, se voi ci pensate, la maggior parte, per non dire tutte le relazioni che noi stabiliamo all'interno dei luoghi in cui viviamo, passano attraverso questo tipo di dimensione. Nello stare sotto l'albero io non ho esattamente, a differenza di io vedo un albero, non ho esattamente la percezione di quanto grande l'albero sia, di quanto sia esattamente di che albero sia, voglio dire, non ho la possibilità di analizzare razionalmente l'albero come se io fossi in un certo senso un corpo separato da esso, ma stabilisco con esso una relazione immediata. Io sono in questa stanza e a fianco a me c'è una libreria, io non ho esattamente idea di quanto sia alta, di quanti libri siano su di essa, di quanto pesi, certamente sono tutti elementi che io posso andare a indagare e a scoprire, ma molto prima di avere la percezione della libreria in quanto elemento razionalmente analizzato, questa libreria ha conferito una tonalità a questa stanza che mi ha in un certo senso coinvolto. Io ho già stabilito una relazione con il luogo molto prima di averlo potuto analizzare. Quali sono dunque gli elementi che concorrono a definire questa nostra relazione percettiva con il luogo? Ecco, un altro atto percettivo può essere descritto come questo, quindi in un ronzio minaccioso sento la presenza di una zanzara. Io vi parlo da Pavia, quindi normalmente posso dare per scontato che chiunque abbia esperito questa sensazione. Spero che dalle vostre parti invece sia una cosa meno frequente e meno comune, però immagino che più o meno tutti quanti sappiamo a cosa ci riferiamo. Supponiamo una calda
sera d'estate, dopo una giornata molto impegnativa, di andare a letto, di trovarci nella nostra camera da letto, nel luogo più protetto e accogliente del mondo, che è esattamente ciò che rispecchia la nostra essenza. Ci mettiamo nel letto, spegniamo la luce e in pochi minuti comincia questo ronzio che diventa un elemento estremamente minaccioso, nel senso che cambia completamente la nostra relazione emotiva con la stanza, no? È evidente di nuovo che l'analisi razionale, diciamo così, separata dallo spazio in quanto spazio vissuto di questo suono, rivelerebbe sicuramente un suono probabilmente di bassa intensità, non particolarmente fastidioso. Se lo registrassimo con un registratore sarebbe, come dire, una pressione di decibel molto, molto limitata. Se ne analizzassimo la causa sarebbe un insetto di 1 millimetro che certamente non potrebbe farci paura, eppure questo piccolo suono cambia completamente la nostra disposizione emotiva nei confronti del luogo. Ecco allora che non è solo appunto la presenza degli oggetti nello spazio in quanto esseri, in quanto enti visivi, ma la nostra relazione passa attraverso una molteplicità di fenomeni e di eventi, tra cui appunto molto fortemente quelli sonori. È a partire da questo tipo di riflessione che attorno all'inizio degli anni 70 del secolo scorso nasce il concetto di paesaggio sonoro. Eravamo in Canada più o meno tra appunto la metà degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, in un momento caratterizzato da un grande sconvolgimento, no, culturale che ha caratterizzato la nostra società e che è stato caratterizzato dall'emergere di alcune tendenze che hanno portato con sé, per esempio, la riflessione sul concetto di sostenibilità, sull'opportunità del progresso, sulla possibilità di attribuire come dire, una relazione specifica tra la nostra attività nel mondo e la persistenza del mondo stesso. È stato il momento in cui il Club di Roma ha promosso degli studi appunto con dei dati scientifici che dimostravano che lo sfruttamento delle risorse non poteva andare avanti come stava andando all'infinito. È stato il momento in cui nascevano i partiti verdi, che assumevano anche un importante ruolo politico all'interno del dibattito pubblico, un complessivo momento di presa di coscienza della società rispetto ad alcuni fenomeni, no? Nel 1973 c'è stata un'importante crisi petrolifera che ha divulgato anche alcune immagini che hanno avuto un forte impatto sulla società civile. Bene, in questo contesto di complessiva riflessione e rivalutazione delle relazioni tra l'uomo e l'ambiente è nato il concetto di paesaggio sonoro. Uno degli elementi che più fortemente vengono messi in discussione dall'avvento dell'industrializzazione, da tutta una nuova forma di relazione tra l'uomo e l'ambiente, è proprio il suono. Il paesaggio sonoro nasce quindi con una finalità prevalentemente, e almeno inizialmente, ecologica, potremmo dire. Questo è proprio l'incipit del libro scritto da Murray Schafer nel 1977, che è stato pubblicato nel 77, scritto un po' prima, che ha fondato questo orizzonte di studio, e vediamo molto bene che fin dall'inizio si comprende appunto questa finalità, questa urgenza, questa importanza. Il paesaggio sonoro del mondo sta cambiando. L'universo acustico dell'uomo moderno è radicalmente diverso da ogni altro che l'ha preceduto. Ci sono nuovi suoni e nuovi rumori di qualità e intensità diversa dei suoni e rumori del passato. E ancora l'inquinamento acustico rappresenta oggi un problema mondiale, il paesaggio sonoro sembra aver ormai raggiunto il massimo grado di volgarità e il punto di arrivo, se tutto questo non cambierà, sarà un'assurdità universale. In queste brevi frasi si capisce immediatamente appunto l'urgenza, il senso e l'importanza, no, di questi studi che nascono e anche il senso di radicalità che assume questo tipo di riflessione. Il paesaggio sonoro è un testo scritto appunto nel 1977 che fonda un orizzonte di studio. Lo fonda cercando di essere il più possibile estensivo e anche appunto inclusivo nel manifestare, nell'elencare
tutti i problemi che sono connessi con questo orizzonte di studio senza necessariamente risolverli, ma aprendo appunto la strada a un sistema di studio e di riflessione che poi è quello che ha seguito negli anni successivi. Si potrebbe dire molte cose naturalmente rispetto a questo. Bisognerebbe forse partire da una definizione, no, di questo concetto di paesaggio sonoro. Ne sono state tentate diverse, io credo che non sia fondamentalmente un grosso problema. Il paesaggio sonoro è il mondo che ci circonda interpretato attraverso il suono. Non è necessario, credo, trovare delle definizioni più approfondite, è piuttosto necessario capire che cosa caratterizza questo orizzonte sonoro e quali sono gli strumenti che noi abbiamo per relazionarci adesso. Uno dei più rilevanti e anche dei più importanti che hanno caratterizzato la riflessione negli anni successivi è quello sempre coniato da Raymond Murray Schafer, la distinzione tra paesaggio sonoro hi-fi e paesaggio sonoro lo-fi. Questi due termini si riferiscono al mondo della riproduzione dell'audio. Ci sono degli stereo hi-fi e degli stereo lo-fi ad alta fedeltà e a bassa fedeltà, e come probabilmente tutti sapete, se noi ascoltiamo una musica attraverso uno stereo ad alta fedeltà, siamo in grado probabilmente di comprendere, immaginiamo di sentire una sinfonia con uno stereo ad alta fedeltà, siamo in grado di comprendere tutti i suoni che compongono queste sinfonie, no? Quindi siamo in grado di distinguere, che ne so, la linea del violoncello all'interno appunto di una sinfonia suonata da una grande orchestra. Questo perché appunto l'alta fedeltà permette di avere una definizione molto chiara dei suoni. Ecco, Murray Schafer utilizza questa contrapposizione per descrivere proprio il passaggio dal mondo preindustriale che associa al mondo, diciamo così, naturale, rispetto poi all'avvento dell'industrializzazione. Il mondo naturale, come vedete nell'immagine superiore, dove in questo grafico sono rappresentati dei suoni, sull'asse verticale è rappresentata idealmente la frequenza del suono, mentre sull'asse orizzontale il tempo. Ecco, questa scena che rappresenta il canto di alcuni uccelli all'interno di una foresta mette in chiara evidenza come generalmente l'organizzazione del suono naturale fa sì che i suoni siano chiaramente separati in termini di tempo, no? Quindi un suono segue un altro in modo che siano tutti chiaramente distinguibili e percepibili, e nel momento in cui invece i suoni si sovrappongono, come nella prima colonna a sinistra, sono chiaramente distinti in frequenza. Quindi fondamentalmente all'interno di questo scenario acustico noi siamo in grado di distinguere chiaramente tutti i suoni che compongono la scena. La situazione cambia radicalmente quando invece passiamo a un orizzonte paesaggistico low-fi, come quello che vediamo descritto sotto. E in questa immagine, all'interno di un'industria di questo tipo, i suoni tendono a sovrapporsi tra loro, tendono a diventare, in un certo senso, a confondersi tra loro e a sovrapporsi a vicenda, diventando di conseguenza indistinguibili da parte nostra e rendendo molto difficile la possibilità di associare ad essi dei valori specifici, proprio perché non siamo in grado di riconoscerli. Quindi paesaggio sonoro, hi-fi e lo-fi è una prima grande categorizzazione, molto discussa e anche molto discutibile, senz'altro. Oggi la possibilità di assolutizzare il paesaggio sonoro del passato come paesaggio sonoro naturale probabilmente, come dire, è una verità sorpassata. Non siamo più in grado di prospettare un'evoluzione del paesaggio sonoro che possa tornare a un livello, a uno stato preindustriale. Sicuramente oggi dobbiamo superare questa contrapposizione per favorire delle forme di fedeltà più appropriate per la realtà e la situazione sociale che viviamo. Un altro strumento importante che è sempre stato introdotto nel dibattito da Murray Schafer è questa distinzione, no? Quindi questa possibilità di leggere i suoni dei paesaggi che ci circondano attraverso alcune categorie. Le categorie più importanti che egli introduce sono questa di tonica, segnale e impronta. Tonica, segnale e impronta sono delle modalità del suono che ci permettono di associare appunto ai suoni del paesaggio determinati significati
e di conseguenza comprenderli alla luce di alcune relazioni che noi instauriamo con essi. Le toniche, cominciando dai primi, sono, diciamo, gli elementi strutturali del paesaggio, sono così come nella composizione, no? La tonica è la nota attorno alla quale ruotano tutto il sistema del suono, così nel paesaggio. E le toniche sono quegli elementi strutturali determinati dalla natura del luogo, dalla geografia, dal clima, e che assumono un significato in un certo senso archetipo, permettono di leggere il luogo attraverso dei significati profondi che si mantengono radicati in esse inevitabilmente. Un esempio potrebbe essere questo. Durante una giornata di pioggia, questo sfondo acustico dell'acqua che batte e che cade sui luoghi che abitiamo tende a diventare una tonica. Dopo un po', infatti, questo suono diventa in un certo senso ridondante, pervasivo, talmente permanente che noi non gli associamo più alcuna intenzionalità e alcun significato. Le toniche tendono in un certo senso a scomparire dal nostro ascolto, almeno dall'orizzonte del nostro ascolto attivo. Un altro esempio è questo: immaginiamo di essere in un ristorante, lo sfondo acustico prodotto dal vociare delle persone, dallo sbattere dei piatti, delle posate, il ronzio dei ventilatori, degli impianti di riscaldamento, produce uno sfondo sonoro che appunto all'inizio ci appare molto fastidioso, ma nel lungo tempo tende a diventare dato per scontato e neanche più considerato con attenzione. Il secondo elemento che stavamo appunto considerando sono le impronte sonore. Sono, a differenza delle toniche, dei suoni molto chiaramente distinguibili all'interno degli ambienti che ci circondano e che rappresentano di conseguenza degli elementi da tutelare, da proteggere, proprio perché si fanno caratteristici del luogo e, diciamo così, ne costruiscono in un certo senso un'identità. Queste registrazioni che vi sto facendo sentire sono state fatte proprio da Murray Schafer all'interno del centro da lui creato, e siccome erano canadesi, appunto, come impronta sonora identificavano questo suono che lo sentite come molto caratteristico, è prodotto da un orologio a vapore presente all'interno della città di Vancouver. È chiaro che appunto all'interno di questo suono la comunità che lo vive attribuisce un forte significato. Una terza area sonora che ci circonda è quella appunto dei segnali. I segnali sono, a differenza dei suoni precedenti, dei suoni volontariamente prodotti dall'azione umana e che servono per comunicare dei messaggi di particolare importanza. I clacson delle macchine, il fischio dell'ambulanza, le campanelle a scuola, si tratta tutti di segnali appunto. Sempre per andare nell'ambito canadese, Murray Schafer individuava il suono delle sirene delle navi nel porto, un altro suono che generalmente non caratterizza i nostri paesaggi, ma che ci porta a capire molto chiaramente che cosa sono questi segnali. È importante capire, ed è stata questa l'evoluzione della riflessione negli anni a seguire, che queste categorie introdotte in Murray Schafer tendono ad assolutizzare il significato di alcuni suoni, senza essere in grado, diciamo così, di comprendere le dinamiche percettive che si instaurano all'interno della comunità. È molto facile notare, per esempio, che un suono che per qualcuno potrebbe essere un segnale, per altri di noi potrebbe essere letto come un'impronta sonora o addirittura come una tonica. Dipende dalle modalità di ascolto con cui noi ci relazioniamo al territorio. È stata proprio questa appunto la svolta introdotta attorno alla metà degli anni '80 da uno degli allievi di Murray Schafer, si chiama Barry Truax, in questa prospettiva comunicazionale che sposta l'attenzione dal suono in se stesso all'atto di ascolto con cui noi lo percepiamo. Allora, al posto di 3 categorie di suoni, Truax teorizza 3 categorie di ascolto, di cui la prima è questo ascolto alla ricerca. Rientrano in questo orizzonte tutti quei suoni che
potrebbero essere associabili ad un luogo come quello che più o meno vedete, no? Quindi un luogo caratterizzato da una forte presenza di suono, una presenza molto ingombrante di elementi sonori, all'interno dei quali noi siamo in grado di distinguerne uno in particolare. Quindi in discoteca, se io riesco a sentire la voce di un mio amico o di una persona con cui sto parlando, è proprio perché sto ascoltando con un'azione che è l'ascolto alla ricerca. Dicevo prima, no, la possibilità di riconoscere la linea di un violino o di un violoncello all'interno di una composizione, di una sinfonia. Ecco, questo tipo di approccio. Un secondo tipo di ascolto è l'ascolto nella prontezza. Anche in questo caso l'immagine risulta abbastanza evocativa. L'ascolto nella prontezza significa che siamo pronti a ricevere dei messaggi, dei significati, indipendentemente dal suono che ci ritrasmette. Pensate per esempio al caso della mamma che dorme durante la notte e viene svegliata dal vagito del bambino oppure dal suo respiro affannoso. Viene svegliata perché è pronta a cogliere dei messaggi che vengono da quel contesto, che rimandano a quel tipo di scenario, mentre invece non è svegliata, per esempio, dal passaggio di un motorino sulla strada o di un camion. Suoni certamente più importanti, certamente più forti, che però non producono su di lei nessun effetto perché appunto non rientrano in quell'orizzonte di significato che lei è pronta a recepire. Ed infine l'ultimo tipo di ascolto che propone Barry Truax è l'ascolto di sottofondo, che appunto si relaziona più o meno all'idea della tonica, no? Autorizzata da Murray Schafer, quindi è l'ascolto che avviene in caso di suoni che tendono a essere ridondanti, pensate appunto sulla spiaggia, alle onde del mare, e che dopo un po' rientrano in uno sfondo a cui noi non prestiamo più alcuna attenzione. Questo spostamento di attenzione dal suono all'ascolto è piuttosto rilevante perché permette di individuare i confini di un concetto fondamentale che noi dobbiamo mettere all'interno, al centro della nostra riflessione, che è quello di comunità acustica. Capire come dei gruppi di individui si relazionano a specifici suoni ci permette di capire e di comprendere il contorno e i confini di una comunità acustica. È questo il soggetto che oggi diventa centrale nella nostra riflessione ed è in relazione all'idea di comunità acustica che noi dobbiamo costruire i paesaggi sonori che ci stanno attorno, se vogliamo naturalmente renderli belli. È molto interessante notare come Barry Truax proponga questo modello di costruzione del paesaggio sonoro sulla base del riconoscimento della comunità acustica. Il buon paesaggio sonoro per una comunità acustica deve avere queste tre caratteristiche, deve esprimere una varietà di tipi differenti di suoni, una complessità all'interno dei suoni stessi che non devono essere quindi monodimensionali o monotonali, ma devono avere una complessità e un equilibrio funzionale all'interno dell'ambiente. Quindi devono esserci suoni che rimandano a significati diversi, a funzioni diverse e a sistemi di rappresentazione diversa. Io vi invito a riflettere sull'importanza della teorizzazione di questo modello rispetto invece al modello dominante che oggi caratterizza la nostra società. Oggi il modello dominante è influenzato tendenzialmente da un approccio di tipo giurisprudenziale, normativista, diciamo così, che tende a pensare in assoluto che la possibilità di rendere un paesaggio sonoro più bello dipende dalla possibilità di renderlo più silenzioso, fondamentalmente. Per costruire dei paesaggi sonori più belli dobbiamo togliere i rumori, dobbiamo abbassare il livello del suono. Certamente questo può essere in alcuni casi una strategia, ma nella maggior parte dei casi non ci permette questo tipo di approccio di comprendere il valore relazionale che noi instauriamo con il suono che ci circonda. Io, per non dilungarmi troppo, vi faccio un esempio che credo che sia piuttosto significativo. L'esempio è quello dello stadio. Gli stadi sono stati per millenni, a partire dall'esperienza greca dell'anfiteatro fino ai giorni nostri. Gli stadi nostri contemporanei sono stati fondamentalmente dei coacervi di rumore. Negli stadi ci sono dei suoni che noi collochiamo inequivocabilmente dentro l'orizzonte del rumore. Urla, schiamazzi, cori,
cori da stadio per l'appunto, incitazioni e via dicendo. Sono tutti elementi che rientrano pienamente dentro nell'orizzonte del rumore. Quindi gli stadi sono rumorosi e, stando alla logica appunto che abbiamo appena descritto, per rendere gli stadi migliori da un punto di vista acustico dovremmo silenziarli. Bene, oggi li troviamo silenziati proprio a causa della pandemia. Gli stadi sono vuoti e le partite sono giocate nel silenzio, in un certo senso. E nel momento in cui ci troviamo a confrontarci con questo silenzio, ci rendiamo conto che non è per nulla piacevole. Anzi, in alcuni casi, come per esempio nel basket americano che io seguo con passione, la proiezione televisiva delle partite è accompagnata dalla costruzione di un rumore finto, che non corrisponde naturalmente alle persone che non ci sono all'interno dello stadio, ma che riempie quell'esperienza di un suono, di un rumore vero e proprio, senza il quale quell'esperienza si svuota assolutamente di significato, diventa persino disturbante. Non so se vi è capitato di guardare, immagino di sì, una partita all'interno di questi stadi caratterizzati da questo grande riverbero, da questo grande vuoto acustico. Bene, quel silenzio non è per nulla piacevole. Allora, naturalmente rendere i paesaggi sonori più silenziosi non è una strategia efficace per rendere in assoluto il paesaggio sonoro migliore. Non vuol dire evidentemente che sia vero il contrario, quindi è chiaro che non sia nemmeno una strategia altrettanto valida il fatto di rendere i nostri paesaggi più rumorosi possibili. Quello che però invece bisognerebbe fare è comprendere nello specifico le relazioni che la comunità acustica per l'appunto riesce a instaurare con il suo suono per trovarne dei significati e per favorire e avvantaggiare alcuni suoni rispetto ad altri. Bene, proprio su questo quindi vi vorrei fare vedere qualche esperienza, qualche esempio pratico negli ultimi 10 minuti che ci rimangono, per descrivervi alcune possibilità, no, che abbiamo di rappresentazione della comunità acustica in relazione al paesaggio e ai suoni del paesaggio. Il primo esempio è quello delle mappe di comunità. Non è un esempio che nasce nell'ambito dei paesaggi sonori, quindi probabilmente lo conoscerete bene, ne avrete viste diverse tipologie, diverse varietà. A me piace molto questa mappa elaborata all'interno dell'Ecomuseo di Parabiago e vedete che appunto all'interno della rappresentazione del luogo, certamente, voi vedete il mio mouse, credo di sì, comunque vedete certamente rappresentati alcuni elementi che tradizionalmente istruiscono la rappresentazione del luogo, come per esempio la chiesa centrale, però vedete che accanto ad essa sono rappresentati altri elementi, come per esempio le rondini. Ve la faccio vedere dal vivo, nel senso che quello là era uno screenshot, questo invece è il sito che la contiene e che ci permette di navigarla. Bene, vedete che appunto la rappresentazione del territorio mette in luce alcuni elementi che normalmente non caratterizzano la lettura del territorio in senso tradizionale, no? Quindi la presenza, per esempio, di bambini che fanno il girotondo, i ciclisti che passano all'interno di queste zone, rendono chiaro e evidente il senso del vissuto del luogo, che non passa solo attraverso l'idea del monumento o della grande testimonianza storica, ma si nutre di una serie di elementi, tra cui appunto quelli che abbiamo visto. Ecco, tra questi rientrano senz'altro i suoni, quindi all'interno della mappa, se voi vedete questi elementi blu, che è possibile cliccare, sono dei suoni. C'erano due mulini a Parabiago. Un mulino dopo il ponte per andare a San Lorenzo a Ecco, destra. quindi attraverso questi elementi la mappa di comunità include e accoglie dei suoni, in questo caso era un'intervista ad un abitante locale che però viene arricchita anche da uno sfondo sonoro e di conseguenza la comunità e la mappa si esprime, si racconta anche attraverso i suoi suoni. Questo porta poi ad assolizzare l'elemento sonoro sulla mappa, costruendo quelle che sono state definite le mappe sonore, molto semplicemente la rappresentazione del luogo sopra la quale ci sono delle registrazioni di suoni.
vi dicevo, molto diffusa, per esempio del Canton Ticino, e vedete appunto tradizionale sopra la quale è possibile vedere, ascoltare gli elementi sonori. In questo momento immagino che stiate sentendo degli uccellini, un paesaggio sonoro molto rarefatto. Ogni suono è organizzato in base alla data di registrazione, all'autore che l'ha registrato e a delle categorie dei tag che permettono poi di navigare all'interno dei suoni, accomunandoli e creando dei percorsi di ascolto specifici. Da questa esperienza sono poi nati i cosiddetti musei del paesaggio sonoro, quindi delle esperienze di mappatura dei suoni del territorio che si fanno poi un po' più complesse. Il primo, tutt'oggi ancora più importante, è senz'altro il Museo del Paesaggio Sonoro di Riva, in Piemonte. È un museo che appunto si costruisce attraverso il suono, non solo crea un'esperienza museale in senso stretto, quindi con delle stanze all'interno del quale è possibile fruire dei suoni con particolari strumenti e via dicendo, e anche, ma sviluppa poi una serie di altri elementi come una sorta di archivio del paesaggio sonoro locale, quindi che si pone come intento la conservazione dei suoni locali, una serie di eventi anche promozionali, di sensibilizzazione attorno a questo tema, delle visite didattiche, una serie di altre cose che appunto vanno a valorizzare il concetto di paesaggio sonoro locale. Questo è, come vi dicevo, il primo e più importante. Un secondo mi è stato in realtà suggerito proprio dalle organizzatrici di questo, indirettamente dalle organizzatrici di questo ciclo di incontri, ed è questa sorta di spin-off del Museo Dolom, il museo digitale delle Dolomiti, e appunto questo spin-off, che qui vedete direttamente online, è incentrato proprio sulla rappresentazione e sul tema del suono, quindi dà la possibilità di contribuire con un suono, quindi registrando un suono e caricandolo, come abbiamo visto, su una mappa sonora molto tradizionale, come quelle che abbiamo già visto, e poi all'interno di questi suoni caricati costruisce dei percorsi, come potrebbe essere la passeggiata sonora che potreste fare attraverso questo paesaggio, ascoltando uno dopo l'altro i suoni che sono stati selezionati. Un'esperienza molto fruibile, molto in un certo senso anche fresca, no? Nella sua presentazione, molto chiara, e che penso rappresenti un'esperienza significativa, anche molto vicina tendenzialmente al vostro territorio. Un'ultima esperienza legata a questo orizzonte che vi vorrei mostrare è questa, che è sempre una mappa di comunità che secondo me mette insieme un po' nel modo migliore forse, almeno secondo il mio punto di vista, queste cose che vi ho raccontato fino adesso, e appunto ricostruisce e descrive il luogo attraverso questa formula mista, no? Dove di nuovo, come vedete, gli elementi che vengono valorizzati non sono per forza gli elementi tradizionali o turistici, diciamo così, ma ci sono molti, non lo so, persone che danzano al ritmo di una musica, piuttosto che la presenza di questa fattoria con il latte, o altri elementi più difficilmente riconoscibili, che però rendono molto chiara l'idea appunto del vissuto locale. La mappa è cosparsa da questi cerchietti che probabilmente vedete, che rappresentano tutte le registrazioni sonore. Quindi cliccandoci sopra, questo per esempio è quello del forno, e allora sentite la registrazione in alta fedeltà del suono del forno. In altri casi, non sono sicuro di riuscire a trovarne uno adesso, ma ci sono delle testimonianze. E invece, di abitanti dicevamo, locali che raccontano il territorio secondo delle proprie memorie, secondo delle proprie sensazioni. E
In altri calchera casi c'è ci sono le stesse registrazioni delle voci, ma contestualizzate all'interno del paesaggio. Quindi è una rappresentazione che trovo molto interessante. Per concludere vi vorrei far vedere un paio di altre esperienze che trovo interessanti, si distaccano dall'idea di mappa di comunità, ma costruiscono a partire dal suono un orizzonte spaziale e percettivo molto interessante. La prima è questa. Come vedete, diciamo così, la scena è quella di un paesaggio probabilmente incomprensibile, che però è possibile leggere sulla base di un'idea di un ritmo, di un'armonia, probabilmente di un'idea compositiva che sta alla base di questo flusso di immagine che noi vediamo. Questo flusso di immagine è composto da decine e decine di frammenti che sono le registrazioni sonore del canto degli uccelli. Come vedete, il lavoro è estremamente complesso. Per frequentare questo spazio non avete altro modo che non cliccare più o meno a caso su questi suoni e creare questo paesaggio sonoro ideale. Naturalmente è anche possibile cercare, secondo alcune categorie, suoni e fruirli. Sulla stessa linea d'onda c'è quest'altra esperienza un po' più complessa che deriva dall'opera di Bernie Krause, che è stato un grande pioniere negli studi del settore. Ecco, questo mi permette anche di dire, naturalmente vi sto presentando delle esperienze che dovrebbero essere fruite in maniera diversa, con più attenzione, probabilmente anche con delle cuffie o degli auricolari. Io naturalmente vi fornirò poi tutti i link del caso, per modo che voi possiate poi ripetere l'esperienza. Ecco, questi sono dei paesaggi sonori di grandissima qualità, ambienti naturali di grande valore. Sono 5 paesaggi sonori, passandoci sopra col mouse voi li sentite nella loro interezza e cliccandoci sopra la rappresentazione dello spazio cambia e la mappa permette di separare i singoli elementi del paesaggio, questo probabilmente è molto basso, comprendendo quindi le singole componenti che hanno il paesaggio e poi potendo anche comporle tra loro per generare i vostri paesaggi acustici. Questo è We're in the middle of paesaggio sonoro Zimbabwe, and dello it's just Zimbabwe. before dawn. E sitting vado quiet. veramente adesso a concludere con quest'ultima esperienza che trovo in un certo senso sintetizzare anche tutto quello che abbiamo detto fino a questo punto. È un'esperienza in un certo senso provocatoria o eccessiva, se vogliamo, che però permette veramente di notare con quale forza il senso, l'abbandono del senso del visivo ci lascia in un certo senso smarriti, scusate il gioco di parole. Se vedete il mio schermo, vedete che questa pagina online è completamente nera e non c'è nessuna possibilità di fare nulla nel momento in cui voi entrate con il mouse all'interno dello schermo, il puntatore scompare e quindi voi non avete alcun riferimento visivo nel navigare questo spazio. E nonostante questo, muovendo il mouse, si definisce un percorso sonoro. Io non sento niente, non so se... Ecco. Si definisce un percorso sonoro. Questi suoni sono generati semplicemente dal fatto che io sto muovendo il mouse, ma non so esattamente dove perché non lo vedo. Dunque il mio unico orientamento possibile passa attraverso il canale uditivo. La mia rappresentazione, la possibilità che ho di costruire questo spazio, di dare vita a questo spazio, è soltanto uditiva. Ripeto, vi fornirò i link e vi invito a provarla perché è veramente molto, molto immediata, no? nel rendere evidenti alcune cose di cui abbiamo discusso. Bene, io con questo concludo. Spero che queste esperienze abbiano in un certo senso dimostrato una possibilità di usare il suono come strumento di costruzione dello spazio e del paesaggio e come strumento di valorizzazione e di costruzione dei nostri luoghi. Vi ringrazio per l'attenzione.